Possiamo iniziare questo incontro che si sviluppa nella serie di incontri nati a seguito del patto per lo sviluppo che Università di Udine, con il magnifico rettore, il Comune di San Daniele e con il sottoscritto hanno siglato poche settimane fa. Però hanno già visto tutta una serie di iniziative, e ne vedranno altre di iniziative da qui alla fine dell'estate, per andare ad indagare, ad affrontare, ad approfondire dei temi di interesse per lo sviluppo di questo territorio. Un tema importante per lo sviluppo del territorio sandanielese, del collinare e regionale direi, ma concentriamoci su San Daniele e sulla collinare, è evidentemente il cicloturismo, le ciclovie. Dopo abbiamo in sala anche il presidente della comunità collinare, l'avvocato Luigino Bottoni, che interverrà e vi racconterà anche cosa stiamo facendo insieme come comuni della collinare sotto questo aspetto, oltre ovviamente ai relatori che sono il professor Andrea Zannini, che è in videocollegamento e quindi non è presente in persona, ma insomma lo vedremo e lo sentiremo, e poi il professor Andrea Moretti, che invece è qui in sala, sempre dell'Università degli Studi di Udine, che approfondiranno il tema sotto l'aspetto, il bello della bicicletta e il bike tourism, quale opportunità evidentemente per fare il marketing del territorio. Ringrazio ovviamente della collaborazione e dell'idea di sviluppare questi patti per lo sviluppo del territorio dell'Università di Udine, quindi il magnifico rettore. Ringrazio per la presenza qualificante anche dell'evento l'assessore regionale Graziano Pizzimenti, che è l'assessore regionale alle infrastrutture, con il quale San Daniele e questo territorio già da tempo collabora proprio in ottica di potenziamento di quelle che sono le nostre direttrici diciamo per le due ruote. In particolare approfitto di questa occasione, è la prima volta che posso farlo pubblicamente, di ringraziare l'assessore regionale e la giunta Fedriga, perché hanno recentemente, con l'ultima concertazione, fra le altre cose che hanno finanziato a San Daniele, che sono tante, però hanno finanziato la realizzazione di una passerella sulla FVG6, di cui magari dopo parleremo, che collega il comune di Maiano al comune di San Daniele, quindi facendo in modo che tutto il nostro lato del tagliamento alla fine da Gemona fino a poi arrivare al mare possa essere percorso in bicicletta. Mancava questo tratto sull'Edra come barriera naturale, quindi attraversamento dell'Edra. In prossimità della foce dell'Edra sul tagliamento andremo a realizzare queste importanti infrastrutture e questo darà impulso straordinario al nostro territorio. In sala c'è anche il presidente di We Like Bike. A San Daniele da tempo stiamo lavorando sull'utilizzo della bicicletta, del cicloturismo come strumento di promozione di questo territorio sotto gli aspetti culturali, ambientali e anche enogastronomici, e con loro stiamo facendo un lavoro molto importante che adesso si amplierà anche all'interno della comunità collinare, perché i percorsi già mappati sono più di una trentina e quindi su questo territorio diciamo la vocazione al cicloturismo, a riuscire a trovare dei percorsi immersivi in questo fazzoletto di Friuli che è bellissimo, quello collinare, diciamo la fa da padrone. Io mi fermerei qui, ringrazio senza citarli tutti i collaboratori dell'Università e del Comune di San Daniele che hanno permesso la realizzazione di questa serata e di quelle precedenti. Vedo che in sala ci sono tanti amministratori, il consigliere Tosolini, ma anche tanti altri amministratori locali, oltre che di San Daniele, dei comuni contermini, ma ci sono anche dei professionisti che proprio, ad esempio, hanno curato il biciplan di San Daniele, quindi possono prendere ulteriore spunto da quello che emergerà dalle relazioni dei relatori, da quello che dirà l'assessore e anche dagli spunti che il magnifico rettore, immagino già all'inizio adesso, vorrà dare a questa serata, a questo tema del turismo attraverso le ciclovie. Grazie e la parola al magnifico rettore. Grazie Sindaco, buonasera naturalmente a tutti. Sì, io più che spunti di bicicletta in realtà condivido anche quanto è stato detto per la vocazione che ha il territorio. Io quello che volevo ricordare è un pochino anche come nascono, ha citato il Sindaco queste idee di stimolare la collaborazione. Noi
tra le istituzioni e l'Ateneo, anche per dare una possibilità di affrontare tematiche territoriali, di sviluppo territoriali, da cui possono nascere anche stimoli sia per l'università ma anche per le istituzioni, idee collaborative e soprattutto lo sviluppo del territorio. Il titolo di oggi, tra l'altro, è particolarmente evocativo, parla proprio di turismo, territorio e cultura. Sono tutte materie che tutto sommato devono essere, cominciano a essere fuse assieme, e in un territorio come il nostro credo che abbiano motivo di essere considerate con attenzione. Per quanto riguarda poi il cicloturismo, insomma, innanzitutto è l'idea che porta concetti di sostenibilità, salute, inclusione, e può essere volano di sviluppo economico. Adesso l'assessore lo saprà meglio di me, ma insomma anche il PNRR, che ormai diciamo e stradiciamo, sono 600 milioni previsti per lo sviluppo della mobilità ciclistica, qualcosa in previsione come 1250 chilometri di piste ciclabili entro il 2026. Percorsi in Friuli Venezia Giulia sono già più di 400, quindi è ovvio che c'è un patrimonio che poi, se c'è, bisogna sfruttare naturalmente mettendo a sistema le competenze e quello che portano anche come contributo le diverse istituzioni. Università compresa, che non è un'università del territorio ma è nelle con il territorio. Mi piace anche ricordare che questa serie di iniziative, che hanno voluto non essere solo delle presentazioni, diciamo, fatte da colleghi competenti e organizzate anche con grande volontà e maestria dal nostro staff, hanno alla base, come ricordava il sindaco, una sorta di sigla, cioè si sigla una specie di accordo attuativo, perché questo ci impegna non solo a fare un documento in cui ci si scrive il nome del rettore o del sindaco di turno, ma quanto l'idea di sviluppare assieme della progettualità. Quindi da questo punto di vista quello che dovrebbe nascere anche da questi incontri è una volontà successiva anche di sviluppare altre idee comuni. Certo, abbiamo anche qui, noi avuto in questo, tanto per dare l'idea anche territoriale, il sostegno della Fondazione Friuli, che per noi non è un finanziatore. Ogni anno noi presentiamo e condividiamo un progetto di partnership su diversi livelli, che quindi non solo il finanziamento a determinate attività, ma anche l'idea di condividere il progetto. Poi ringrazio naturalmente anche i relatori di oggi, i colleghi, il Andrea Zannini, che purtroppo è a distanza, ma non mancherà di dare gli spunti dal suo punto di vista. Siamo quello praticamente più propriamente della cultura. Fra l'altro ha scelto il bello della bicicletta, non so, poi ce lo farà sentire se si è ispirato a un libro di Marc Augé di qualche anno fa, che aveva solo il bello della bicicletta non ripetuto, ma insomma che finiva, sono andato a riguardarmi perché l'ho letto qualche giorno fa, con una frase che si chiama: in bicicletta per cambiare la vita, punto esclamativo, il ciclismo come forma di umanesimo. Nell'elogio sostanzialmente la bici come mezzo di trasporto che permette il libero utilizzo degli spazi, quindi è l'idea di, in un modo lento, sostenibile, in cui ci si può gustare il territorio. Ecco, da questo punto di vista credo che Friuli Venezia Giulia, in particolare questo territorio dove siamo anche oggi, abbia di che farsi gustare come si deve. Ecco, tanto più se ci mettiamo dei contenuti in cui turismo, territorio e cultura si fondono assieme. Io credo che da questo punto di vista ci tenevo anche a essere qui stasera a portare il saluto dell'università, che è ben rappresentata, e a consolidare così anche questo tipo di accordi che abbiamo preso e idee di sviluppo comuni. Naturalmente poi facciamo parte di una regione, è ovvio che qui c'è anche che è piuttosto ben rappresentata con l'assessore Pizzimenti. Quindi io mi fermerò per quanto possibile, spero di poter sentire non solo le presentazioni, ma anche se c'è un dibattito. Mi fa piacere anche che la platea sia rappresentata dai cosiddetti portatori di interesse, il che rende ancora più evidentemente importante ciò che stiamo facendo, fermo restando che poi le varie iniziative devono portare un beneficio alla comunità. Sapete che l'università fa attività didattica, ovviamente, formativa,
di ricerca, e però adesso fa anche questa cosiddetta terza missione, che non è esattamente tutto quello che non è didattica e ricerca è terza missione, ma è proprio, almeno come la vedo io, rapporto con il territorio. Come lo misuro l'impatto di questa attività? Perché da una parte ho i laureati, da una parte ho le pubblicazioni, proprio con quanto è il risultato, l'impatto, il beneficio che la comunità può trarre da questo che è il nostro contributo a tutto un sistema di istituzioni e a un territorio. Quindi grazie di essere qui e naturalmente ascoltiamo con piacere le relazioni. Grazie Sindaco. Grazie. Ecco, vedete che alle nostre spalle, quindi di fronte a voi, è apparso il professore Andrea Zanini, al quale do il benvenuto. Provi a salutarci? Eccoci, la sentiamo perfettamente. Bene, è il suo turno, quindi a lei la parola con il bello della bicicletta e il bello della bicicletta. Così ci dice anche perché doppiamente ha voluto riportare il bello della bicicletta e dalla bicicletta. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Mi spiace di non poter essere lì con voi, ma ci tenevo particolarmente a questo secondo incontro sul cicloturismo e sulle grandi risorse del nostro territorio. Ma il magnifico rettore ha capito immediatamente che il mio riferimento era a un libretto che tutti gli appassionati di bicicletta conoscono, Il bello della bicicletta di Marc Augé. È un gioco di parole su quel titolo. L'antropologo africanista francese canta la bicicletta come mitica, epica, utopica. Mitica ed epica perché il ciclismo è stato, non lo so se lo sia ancora, però nel Novecento è stato certamente uno dei miti sportivi, miti in senso letterario classico, con la figura dell'eroe, della lotta, eccetera. Utopica perché può contribuire a ridisegnare il rapporto tra l'uomo e la città, tra l'uomo e lo spazio, e anche, secondo Marc Augé, nelle relazioni con gli altri. La mia riflessione, vi ruberò una decina di minuti, poco più, tocca solo pochi punti, con riferimento a uno degli ambiti in cui la bicicletta sta aumentando la sua popolarità, soprattutto nell'ultimo decennio, e cioè proprio quello del cicloturismo. È un ambito complementare rispetto a quello della cosiddetta mobilità dolce urbana, no? Che è destinata a cambiare il volto delle nostre città. Abbiamo letto proprio ieri della decisione della Commissione europea di interrompere la costruzione di motori endotermici a combustibili fossili, quindi per il 2035, adesso non si sa se sarà esattamente il 2035, sarà probabilmente qualche spostamento, però è evidente che nel ridisegnare le nostre città nei prossimi lustri, nei prossimi decenni, la bicicletta avrà un ruolo fondamentale. Il cicloturismo non ha ancora questo profilo, questa capacità di rivoluzione dei luoghi, così come è stato detto per la bicicletta. È vero che il percorso che i percorsi ciclabili stanno innervando le nostre regioni e sempre più persone sono disposte a trascorrere una vacanza in questo modo, anche perché sono nelle condizioni fisiche, ovviamente, di poterlo fare. Tuttavia questa esperienza appare ancora appannaggio di una nicchia consistente e crescente, ma che non ha nulla a che vedere con le orde del turismo di massa, potremmo dire fortunatamente, nel senso che questo consente di programmare questa forma di esperienza dei luoghi e di esperienza turistica in una maniera anche più sorvegliata e più intelligente, se si passa questo aggettivo abusato. Voglio spezzare una lancia a favore del cicloturismo, di questa esperienza, mettendo bonariamente sull'avviso riguardo ad alcuni luoghi comuni e anche a qualche esagerazione che si sente nel discorso comune. Muoversi sulla bicicletta su percorsi appositamente predisposti
consente non solo un rapporto diverso con il sé e con gli altri, un rapporto, ma anche un rapporto e una dimensione ampliata con l'ambiente. Qualcosa di simile al passaggio che ha avuto luogo in età romantica, splendidamente riassunto in una frase di Stendhal del 1816. Lo scrittore francese diceva: mi piace molto viaggiare in calesse scoperto. Qualche volta ci si bagna, come è successo oggi, ma si scorge il paesaggio in tutta libertà e mi accorgo che è l'unico mezzo per conservare il ricordo. Qua naturalmente la contrapposizione era col viaggio in carrozza. Potremmo molto così approssimativamente fare una contrapposizione col viaggio in macchina. Ecco, gli studiosi del turismo registrerebbero questa annotazione sotto la categoria che va molto di moda del turismo esperienziale, che non è naturalmente, come vediamo, una scoperta del turismo globale. È una sensibilità che in realtà molti viaggiatori o vacanzieri hanno mantenuto, nonostante i tentativi di eliminarla nel turismo di massa novecentesco. Naturalmente questo non ha nulla a che vedere col viaggio in moto, in motocicletta, che è un viaggio in libertà per chi lo compie, ma normalmente una iattura per tutti gli altri. Per chi come me frequenta le montagne, sa che le moto sono ormai diventate un fattore di inquinamento acustico insopportabile. Tanto è vero che, per esempio, sui 4 passi dolomitici si sta prendendo seriamente in considerazione l'ipotesi di impedire il transito ai mezzi motorizzati, soprattutto per eliminare lo smarmittamento continuo e varicatore e maleducato dei centauri. La bicicletta invece è educata. Se nei sentieri di montagna la mountain bike lascia la strada agli escursionisti che salendo ansimano, è anche gentile. Se rallenta quando ci sono cani nei paraggi, è intelligente. Soprattutto la bicicletta consente di avere una relazione diversa con quanto ci sta attorno. Permette di guardare mentre pedaliamo, cosa assai pericolosa da fare mentre guidiamo. Consente di immergersi nel paesaggio, come recitano tutte le migliaia di tutte le pubblicazioni che ormai escono a migliaia ogni anno sul turismo in bicicletta. Non è una pratica fatta, perché il paesaggio richiede magari una sosta non prevista, uno sguardo di lato, una foto non scontata. La bicicletta ci dà una visione più acuta e profonda di ciò che ci circonda. È veramente una realtà aumentata, naturale. Tutto questo viene spesso comunicato sotto la categoria del turismo dolce. È questa una formula che ha avuto molto successo negli anni 2000, efficace e vincente dal punto di vista comunicativo, ma mi permetto di diffidare dall'abusarne per evitare che, come tante formule del turismo contemporaneo, il dolce diventi zuccheroso e quindi dolciastro. La bicicletta è anche fatica e scomodità, sudore e dolore. Forme dell'esperienza che non devono essere né mitizzate né espunte dalla narrazione del cicloturismo. In ossequio alla tendenza per cui tutto ciò che in qualche modo evoca fastidio deve essere escluso dalla comunicazione. Penso ai turisti, ai cicloturisti che capitano nel centro di Udine con i loro calzoncini rosa e le loro magliette giallo fluo, spesso con i capelli grigi, sudati, affannati, e sono quanto di meno retorico e quanto di più
spontaneo e vero esista. Manifestano una tendenza molto importante dell'uomo contemporaneo, quella che lo stesso Marc Augé ha chiamato la riconquista del corpo e che ci viene riproposta sotto molteplici vesti dal turismo dell'età globale, no? Pensiamo al salutismo, fitness, eccetera. Guardate che la riconquista del corpo non è un elemento aggiuntivo della nostra esperienza quotidiana, è un elemento fondante perché testimonia la necessità, dopo l'era industriale, di riappropriarsi di qualcosa che era stato percepito come alienato, cioè come ormai separato dall'uomo. E la bicicletta in questo è un elemento fondamentale di questa nuova esperienza di riconquista del corpo. Veniamo al titolo del mio breve intervento. Il bello non sta solo nella bicicletta, quindi non sta solo nell'andare in bicicletta, c'è anche il bello che è possibile vedere dalla bicicletta. Penso naturalmente in primo luogo al patrimonio culturale, alla enorme diffusa presenza sui nostri territori di testimonianze del nostro passato, alla bellezza presente nella nostra regione e in generale nel nostro paese. Il bello non è una categoria astratta o distante, il bello per chi la fortuna di vivere in Friuli Venezia Giulia è un qualcosa che punteggia le nostre giornate, anche se per un fenomeno comune tendiamo a non riconoscerlo, no? Molto spesso il bello abbiamo la disposizione per coglierlo quando siamo in vacanza, siamo turisti, magari andiamo a vedere, ci precipitiamo in un museo, mentre magari la galleria d'arte della nostra città non l'abbiamo visitata o non la visitiamo da decine d'anni. Ecco, la bicicletta è il mezzo perfetto per avvicinarsi a scoprire questo patrimonio culturale. C'è poi un altro vantaggio che mi consente di chiudere il mio discorso nel cicloturismo e nell'esperienza della bicicletta. Non so se avete notato, ma negli ultimi anni, soprattutto gli amministratori pubblici, molti dei quali ho capito mi stanno ascoltando, usano avvicinare sempre la parola cultura alla parola turismo. Gli eventi culturali vengono progettati, promossi, presentati inevitabilmente come funzionali alla crescita del movimento turistico. È in fin dei conti anche questo un modo per sottovalutare la funzione sociale della cultura, che non sembra mai badare e bastare a se stessa, no? Ha sempre bisogno di essere qualcos'altro, ad esempio un veicolo per l'attività economica del turismo, perché in fin dei conti il retropensiero è che la cultura sia un lusso, un investimento a perdere, deve generare un qualche ritorno economico. Ecco, credo che il cicloturismo aiuti a rovesciare questo cliché, a invertire i termini e dire che è un'iniziativa turistica importante perché favorisce la conoscenza e la frequentazione del patrimonio culturale, di quello artistico, paesaggistico, la conoscenza e la curiosità scientifica. La bicicletta aiuta a generare quell'arricchimento interiore, collettivo che ci proviene da cultura. La bicicletta consente un salto in avanti. Il turismo in bicicletta, il cicloturismo, è un'occasione per vedere, conoscere e provare a comprendere ciò che ci sta vicino. Un'attenzione, una disposizione d'animo che poche altre esperienze di viaggio e di vacanza consentono. Promuoviamo dunque il cicloturismo, è una maniera per promuovere la cultura e il bello. Grazie. Grazie, è stato molto interessante il suo intervento, professor Zannini. Intanto ringrazio il professor Zannini che come sempre è stato puntuale con 11 minuti e 32 secondi da quel punto di vista. Io ho il difetto di parlare lentamente per cui metto la sveglia da questo punto di vista, altrimenti no, mi trovo di fronte a parlare 18 ore di seguito. Ma il concetto di base tra la mia relazione tra me e Andrea Zannini, due Andrea di seguito, è che lui evidenzia, vediamo se ci riusciamo, sì, no, la parte
valoriale, io sono il pragmatico, insegno marketing. Il nostro problema è portare a casa i risultati, no? Supportare soggetti che hanno chiaro quello che vogliono, e il potenziale del turismo ciclistico è ampio. Cosa vogliamo fare di questo potenziale all'interno di specifici territori che hanno la libertà da una parte, ma anche la responsabilità di decidere prima di poter gestire un processo di questa natura, e quindi montare sull'onda di un fenomeno e portare a casa risultati che sono coerenti con il proprio territorio, liberi di farlo. Da questo punto di vista, 5 cose vi dico in una prospettiva prettamente manageriale. Chi si occupa di management si occupa di una logica nella quale vogliamo far accadere delle cose di cui ci siamo prefissi il risultato, per cui non è perché qualcun altro lo fa che lo dobbiamo fare anche noi. Se ci assumiamo la responsabilità di valorizzare in un determinato modo, lo dobbiamo chiarificare in una situazione nelle quali strategie, politiche, azioni e controlli devono essere, no, esplicitati. Mettere giù 400 km di piste ciclabili o fare in modo che i 1250 km diventino infrastruttura assume un senso potenziale che può trovare un riscontro specifico in modalità completamente diverse in tassi d'uso da parte dei ciclisti delle infrastrutture. E da quel punto di vista le domande a cui facciamo riferimento riguarda chi ha deciso di operare una certa azione, come, quando e perché rispetto a assi temporali. Oggi abbiamo 400 km perché qualcuno n anni fa ha deciso di e ha investito determinate risorse. Il ponte verrà realizzato, è stato citato, fare in modo che le persone vengano a conoscenza di e utilizzino questa parte del fiume piuttosto che un'altra è frutto di un percorso nel quale chi si occupa di marketing, si occupa di questo, i consumatori, i clienti, gli utilizzatori abbiano coscienza di fare la scelta di utilizzare un determinato tipo di territorio. Allora, 2 fenomeni che caratterizzano l'oggi, 2022, rispetto a 2 anni fa. Abbiamo avuto per 2 anni un blocco fisico, no? Che però ha accelerato dei fenomeni relativamente al turismo in generale, che fanno riferimento a, dopo 2 anni di Covid, turismo a breve e a medio raggio molto più sviluppato rispetto ad andare in aereo dall'altra parte del mondo. Dati empirici, dopo aver stappato il turismo, è che la gente ha fatto turismo molto più vicino e più frequentemente. Una terza cosa sulla quale le persone tendono ad aver accelerato la loro richiesta è: voglio essere libero di decidere non solamente 6 mesi prima quello che farò, ma anche durante il fenomeno. Per cui il vantaggio del cicloturismo di mi fermo o non mi fermo, allungo o non allungo, è tipico di un fenomeno che caratterizza il turismo in generale. Meno pacchetti bloccati, molto più pacchetti aperti. E dall'altra parte il post-Covid ha detto: oh, l'attività all'aria aperta è una cosa che piace anche a tutti, anche all'ultimo sedentario come il sottoscritto che ha messo su 10 kg durante il Covid e spera di utilizzare molto la bicicletta per perdere più di 10 kg. No? L'altra cosa che era presente già come trend e che è stata confermata è questa necessità di fare in modo di non entrare in villaggi turistici balocchi, ma fare in modo di parlare col territorio specifico di riferimento. Questo dal punto di vista, no, di accelerazione delle tendenze a lungo termine sul turismo. Dall'altra parte c'è un'altra cosa che abbiamo vissuto tutti: digitalizzazione forzata della nostra vita. Usiamo questo termine per dire che l'abbiamo dovuta subire, no? Ma fenomeni di 10 anni si sono accorciati in 18 mesi, per cui oggi anche l'ultimo utente di una cosa come questa, no? O come questa, tende ad avere un incremento delle esigenze di usabilità delle infrastrutture informative. Ci arrabbiamo molto se una cosa che è stata progettata per essere usabile sia complicata da usare. Se abbiamo scoperto che qualcuno ci deposita dei pacchi fuori casa 18 ore dopo, dal momento in cui l'ho ordinata, e il modo con cui l'ho ordinata è anche per l'ultimo, tra virgolette, tecnofobico, per cui siamo riusciti a fare in modo che le persone potessero ordinarle anche all'ultimo tecnofobico, non si capisce perché, no, alcune app, sistemi informativi siano, tra virgolette, poco usabili. 2 anni fa era accettabile, oggi non è più accettabile, perché le persone sono abituate ad avere sistemi di supporto che sono con livelli di qualità informativa superiori. La seconda cosa è avere accesso digitale ai servizi di qualsiasi tipologia. Non è possibile che io non trovi un'informazione aggiornata e corretta, no? Non è più un problema di chi è la colpa di caricare il dato giusto in cui è l'orario di apertura di oggi, dove era la mappa no? Ma è un'esigenza presente e chi fa turismo usa i sistemi informativi come parte integrante della propria esperienza. L'altra cosa è multiutilità delle informazioni disponibili. Non vogliamo, come utenti, farci chiedere per la 17ª volta di seguito se io, che mi chiamo Andrea Moretti, sono o non sono vegetariano. Perché se sono andato in quella catena alberghiera per 3 volte, probabilmente hai capito che sono vegetariano. Piuttosto che abito in un certo luogo, lavoro in un altro luogo, non posso richiedere e richiedere, perché prima faccio in un albergo ed un altro. 3 cose che sembravano normali 2 anni fa e che oggi, no, non sono più normali, perché nel momento in cui tu hai scritto preferenze e il tuo profilo, accetti la condivisione di questa informazione, ma pretendi anche di non dover ricercare di nuovo chi sei.
Ora, questi due, come dire, elementi di tendenza che hanno, tra virgolette, accelerato fenomeni che erano presenti, portano il bike tourism, no, a un elemento di rilevanza importante, con un'evoluzione dell'offerta, perché chi si occupa di turismo si occupa di affrontare come l'offerta, in questo caso le infrastrutture turistiche, possono essere garantite nell'offerta. Un'evoluzione dell'offerta che ha visto, no, un fenomeno, quello citato delle 400 km già presenti, e dei risultati che il rettore ha evidenziato potenziali di chilometri percorsi, ma anche di infrastrutture complementari e turistiche rispetto alle piste stesse. Fare in modo che si abbia accesso alla pista e che uno non sia il tipico, no, ciclista che ha con sé tutto, dalla riparazione della sua bicicletta fino all'ultimo elemento ma che sia anche uno che possa mandare e fare in modo che qualcuno gli trasporti le valigie da un luogo ad un altro e voglia vivere l'esperienza di andare in bicicletta. Quindi complementari, essere ospitali per servizi complementari rispetto al bike tourism. Secondo aspetto importante rispetto alla gestione del turismo è il fenomeno relativamente alla progettazione di prodotti, no? Tutto l'anno i prodotti turistici di natura ciclistica possono aiutare, no, a connettere luoghi e infrastrutture al di là della densità massima che ha il turismo in certi fenomeni. Il vantaggio del turismo in bicicletta è che lo possiamo fare durante tutto l'anno. Per noi italiani andare in bicicletta il 12 dicembre sembra strano, se non per gli appassionati. Conosco persone che sono assolutamente normale che viaggino. Un turista nella bicicletta può muoversi anche in periodi che per noi sono poco, tra virgolette, no? La primavera non sudo tanto, mentre in estate sudo troppo, in inverno è troppo freddo, no? Tendenzialmente vanno tutto l'anno e ci permettono di abbassare quella densità turistica che nella nostra regione è chiaramente definita da 3 milioni di presenze a Lignano, no, in un periodo dell'anno, no, e quindi ci aiutano a ottenere questo tipo di cambiamento. Però dall'altra parte, e questa è una caratteristica nostra, non ci si può inventare un prodotto turistico di natura sulla bicicletta da soli. Dobbiamo costruire elementi di rete che in questa regione si sono già sviluppati negli ultimi 10 anni. Siamo passati da non avere club di prodotto a avere club di prodotto e la spontaneità dell'accoglienza viene mano a mano ad essere sostituita da sistemi supportati dalle infrastrutture promotorismo FFUG per fare in modo di specializzare questa tipologia di servizi. È diverso chi viene da Mona che vuole andare a Grado rispetto a quello che da Conegliano decide di venire a fare un determinato percorso super o zoncolan. Sono due bike tourism completamente diversi. L'altra cosa nell'evoluzione dell'offerta è: ma siamo proprio sicuri che chi fa bike tourism voglia avere esperienze solo e esclusivamente di bike tourism, o che al contrario io posso estendere la mia esperienza normale anche al bike tourism, no? Quindi posso trovarmi di fronte a dovermi inventare un prodotto specifico per attrarre persone proprio perché, no, si sviluppa questo tipo di esperienza. Non esiste, ma come capite dalla mia parlata non sono friulano, no? Ma lo zoncolan è passato da non essere nella testa dei ciclisti normali ad esserlo dopo n, no, volte che è stato nel Giro d'Italia. Ma n volte ci sono stati chi doveva fare il Giro d'Italia a fare bike tourism durante l'inverno e tanti appassionati che l'hanno trovato di fronte come possibilità. Organizzare un pacchetto durante l'anno per tutti quelli che vogliono provare a fare quella enorme salita, no, è un elemento su cui progettare diverse tipologie se mi viene l'appassionato tedesco piuttosto che uno che è all'inizio della sua esperienza cicloturistica. In quel caso diverso è progettare un prodotto solo per bike tourism, diverso è invece rendere accessibile al bike tourism tutte le altre tipologie di esperienze. Sarà così strano dare un concerto e pensare ad avere 50 posti in macchina e 0 posti per le biciclette? Sarà così strano fare in modo che in un momento in cui si va in un determinato luogo ci si possa accedere normalmente, essendo anche un turista, no, in bicicletta, per cui non è che devi avere sempre necessariamente un approccio formale. Ultimo aspetto dell'offerta, questo sì, digitalizzazione. Allora, avere le informazioni in 42 app diverse non è utile. Nell'ambito della prospettiva turistica, fare in modo di avere una soluzione one app, one solution, cioè fare in modo che il fenomeno turistico per una macro area sia gestito attraverso un sistema informativo che permette di passare da un luogo ad un altro senza avere un costo cognitivo, ricaricare i miei dati, ridefinire la data in cui arrivo, ridefinire dove sono ospitato, ridefinire, no, qual è la modalità a cui accedo, ricaricare la mia carta di credito, no? È un elemento assolutamente determinante per abbassare quelli che sono non i costi di andare in bicicletta, ma di fare in modo di decidere alle 4 di pomeriggio, se la previsione del tempo mi dice non riesco a fare altri 25 km, si trova un bed and breakfast vicino di riferimento, grazie a una piattaforma che mi garantisce questo tipo di elemento. Cosa difficile da questo punto di vista. Allora, se mi trovo di fronte ad avere questa famosa opportunità, abbiamo detto che è un potenziale, no? È un potenziale, possiamo farci tutto quello che vogliamo, dipende da quello che vogliamo. Bene, 2 livelli, macro territorio, abbiamo l'assessore regionale, abbiamo il sindaco, abbiamo il presidente della comunità comunale,
A livello di regione, no? Diventare una regione anche di bike tourism, per 2 motivi. Uno, diventerà una precondizione per fare qualsiasi turismo. Se l'esigenza di bike tourism è un'esigenza che diventa diffusa, diventa quasi una precondizione per stare nel mercato del turismo, avere anche servizi di bike tourism, no? E in una regione che ha un ciclo di vita nell'ambito del turismo, anche chi va a Lignano vuole avere un servizio di bike tourism superiore rispetto a quello che capitava 10 anni fa, no? 2, questa è una caratteristica particolarmente interessante per noi, granulosità della domanda per molti luoghi. Grazie a questa bike tourism io posso, scusatemi, a parità di totale di domanda, spingerla in nei territori che precedentemente non erano accessibili. Cioè, al posto che polarizzare, grazie al bike tourism riesco ad aumentare il numero di possibilità per cui anche l'ultimo, virgolette, comune, località, castello, villa, possa essere accessibile, perché è accessibile dal punto di vista informativo, in un modo tale che posso arrivarci, non solamente perché mi è capitato che ero a Lignano, è venuto un giorno di pioggia, prendo la bicicletta e vado un po' lontano, ma perché ho pensato, per esempio, di accedere alla regione attraverso questo tipo di strumento. E terzo, per articolare la stagionalità in modo più puntuale, decidendo se in un certo periodo dell'anno spingere sullo sport può essere un fenomeno importante per attrarre soggetti in un momento in cui la domanda non è così ampia. Ma c'è anche un livello micro, perché qui siamo in un solo specifico territorio. Il mio collega Zanini diceva, questa è la seconda edizione, siamo stati a Gemona, no? 3 settimane fa, sono territori diversi nello stesso macro territorio di riferimento. Allora, dipende lo sviluppo turistico della destinazione se il territorio specifico decide, articola, sceglie di utilizzare il bike tourism come elemento di partenza, e in alcune magari piccole località potrebbe essere il bike tourism l'elemento con cui portare nel territorio del turismo quella destinazione, piuttosto che usare il bike tourism per sviluppare quelle che sono caratteristiche particolari di riferimento del tuo territorio, per cui sei a un certo livello di sviluppo del tuo mercato turistico, puoi utilizzare il bike tourism perché è una tendenza di riferimento. O ancora, per le destinazioni mature, il fatto che il bike tourism diventa elemento integrato di riferimento. Non tutte le destinazioni turistiche o i luoghi possono decidere o no, sono necessariamente obbligate a perseguire la stessa tipologia di modalità con cui approcciare questa tipologia di turismo. Allora, attenzione da questo punto di vista che questi luoghi con un alto bike tourism sono anche luoghi che sono riconosciuti come luoghi nei quali si vive bene. Tendenza di riferimento importante per collegare questa ospitalità non solamente per gli esterni, ma come accessibilità degli interni. Fare in modo che una città sia accessibile per il bike turismo vuol dire fare in modo che sia anche accessibile per la mobilità dolce dei residenti, quindi c'è un miglioramento collettivo esterno e interno. Quindi utilizzare questa modalità per riportare non solamente il ritorno sull'investimento specifico del chilometro realizzato, ma del modo con cui le persone utilizzano la realtà. Per cui in questa prospettiva raggiungere obiettivi finalizzati chiarificandoli in un progetto sovraordinato in cui uno specifico territorio può scegliere a che livello si trova rispetto a questo tipo di percorso, usandolo solo per partire, sviluppandosi piuttosto che maturare. Mi scuso per i minuti in più, che sono più di 2, no? E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie dell'invito, perché spesso si va a parlare e raramente si va ad ascoltare, e quindi oggi è stata un'occasione interessante e importante per me ascoltare un concentrato di concetti e di idee e soprattutto i suggerimenti che sono stati detti dai 2 professori, ma anche dal rettore, e questo mi fa piacere, ringrazio il sindaco, eccetera. Ma soprattutto mentre parlavano mi ponevo la domanda: cosa può fare la Regione o cosa ha fatto la Regione in questo periodo, quindi l'ente pubblico sovraordinato maggiormente a livello quantomeno di entità territoriale, all'interno di questo ragionamento e soprattutto all'interno di quello che è un territorio secondo me straordinario che abbiamo come Friuli Venezia Giulia, che in pochissimo tempo si va dalla montagna al mare in macchina ma anche in bicicletta, per cui è giusto quantomeno intanto informare cosa stiamo facendo e poi vedere cosa si può fare. Beh, cosa sta facendo il Friuli Venezia o cosa può fare la Regione? La Regione prima di tutto secondo me deve pianificare, e lo sta facendo. Pianificare vuol dire che deve dare le linee guida sul territorio di quello che sarà nei prossimi 5, 10, 20 anni, quello che sarà l'idea della mobilità lenta con la bicicletta in questo caso, onde evitare quello che secondo me stava succedendo e che forse è anche successo in certi casi, forse anche ultimamente,
c'è quello ognuno va per conto proprio a seconda dell'assessore o del sindaco di turno che pone sul territorio la sua idea, le loro idee e che poi magari non combaciano l'una con l'altra, magari da un comune all'altro. Allora giustamente la Regione ha fatto una cosa che secondo me è straordinaria, che è il famoso Premoci, per chi sa il mestiere tutti lo conoscono, che non è una malattia come dico io, ma è una sigla che è il piano regolatore della mobilità ciclistica ed è giusto che la faccia la Regione. E che cos'è? Non è altro che appunto un piano regolatore e come tale ha tutte le caratteristiche e le modalità del piano regolatore, quindi tanto per capirci anche adozione, osservazione, approvazione finale, eccetera, eccetera. E adottato questo piano regolatore perché siamo in fase di adozione, che è il piano regolatore della mobilità ciclistica, che non è cicloturismo e basta, non è ciclovia e basta, ma sono tutte e due le cose. Ed è, non so se per fortuna o per capacità, insomma comunque il primo piano regolatore a livello nazionale adottato da una regione, cioè non esiste nessun'altra regione che ce l'ha. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che sono state individuate 9 ciclovie di interesse regionale, cioè a livello alto, che vanno a diramarsi su tutto il territorio regionale stesso, da nord a sud, da est a ovest, che hanno un'importanza fondamentale, che sono state individuate, non dico da me, perché magari più di tanto, no, ma da esperti, con un confronto molto serrato, perché non è che un piano regolatore di questo tipo si fa in 15 giorni, sono stati anni di lavoro, con un confronto abbastanza serrato sia con gli amministratori locali, ma anche e soprattutto con quelli che poi hanno questa attività o fanno questa attività o con le associazioni, eccetera, e hanno individuato queste 9 ciclovie che secondo me che vanno a diramarsi su tutto il territorio, le quali poi non sono fine a se stesse, cioè queste basta e finisce lì, no? Ma che sono il principio, secondo me, necessario e fondamentale affinché poi i comuni stessi, tramite i biciplan famosi, eccetera, eccetera, possono collegare tutto il territorio con una serie di ramificazioni all'interno del territorio stesso per avere poi all'interno del Friuli Venezia Giulia una rete capillare, io direi quasi, della ciclabilità del nostro territorio. E questo che vantaggio porta? Beh, intanto ovviamente come programmazione, quindi tutti sapranno che nei prossimi 5-10 anni gli investimenti andranno, se ci sono, se ci saranno, se l'assessore di turno regionale, se il ministero di turno, il ministro di turno, chi sarà, eccetera, daranno i finanziamenti, saranno bravi a mettere i finanziamenti, sapranno dove passeranno le ciclovie, quali sono le funzioni di quelle ciclovie, perché appunto essendo sia come ciclovia che come cicloturistica, e che quindi poi si può programmare non solo la mobilità lenta, ma tutto quello che ha detto il professore, cioè tutto quello che serve dopo per sfruttare quello che deriva dalla mobilità lenta. Allora, su questo la Regione ci ha speso tempo e soldi. Al 14 di giugno andremo al CAL per l'ultimo passaggio, poi si andrà all'approvazione finale e quindi alla pubblicazione si vedrà in giunta, poi la pubblicazione finale al BUR, e quindi diciamo che entro l'estate potremo avere il cosiddetto, lo dico con una parola forte, Vangelo della ciclabilità in Friuli Venezia Giulia. Non basta, perché la Regione fa questo, che è la programmazione, ma poi c'è la seconda parte. Io posso programmare finché voglio, ma poi se non attuo quello che programmo rimane carta e non c'è la pista. Allora bisogna fare il secondo passaggio, quello di investimenti. E gli investimenti degli ultimi anni io li chiamerei anche cospicui, soprattutto rispetto a quelli che sono stati fatti negli anni precedenti. Io non voglio dire tanto o poco perché siamo bravi noi o meglio gli altri, ma è un dato oggettivo. Oggettivo perché i milioni di euro sono stati messi sul territorio, probabilmente pochi o tanti, in questo ognuno poi ne fa la sua valutazione, però di fatto tante milionate sono state messe sul territorio, che vanno fondamentalmente in due direzioni. Uno, nella costruzione
delle infrastrutture e quindi la famosa pista ciclabile con tutto quello che serve. La seconda anche la seconda è quella dell'uso della bicicletta tramite l'intermodalità, e questo vuol dire che a oggi tutte le direzioni principali verso Lignano, tanto per capirci, verso Grado, verso Trieste, verso Tarvisio, eccetera, eccetera, si arriva col bus bici, con il treno bici, con la nave bici, insomma, con la barca bici, che prima non c'era. Uno dice, ma perché siete... No, probabilmente tutti potevano farlo, non è che noi siamo dei geni che abbiamo inventato adesso, però da adesso ci sono, prima non c'erano. Se voi andate a vedere, noi abbiamo, faccio l'esempio sull'acqua, abbiamo un collegamento marittimo che parte, potrei dire da Lussino. Perché da Lussino? Perché abbiamo messo anche il Trieste, Parenzo, Rovino, Lussino, e facendolo al contrario, quindi da Lussino, Rovino, Parenzo, Trieste, con la barca, e poi da lì, da Trieste fino a Lignano, tutta la costa è servita da una motonave che ha al suo interno almeno un numero di posti bici, tanto poco che sia, secondo me, decente. Quindi uno può arrivare in bicicletta, mettiamo da Trieste va a Grado, anzi da Muggia va a Grado, da Trieste va a Grado, da Grado va a Lignano, da Lignano va a Marano, da Lignano può fare anche col passo barca e arrivare in Veneto, quindi in Bibbione, con la bicicletta a seguito e farsi il suo giro in bicicletta. All'interno di questo percorso ci sono anche i famosi CIM, i centri intermodalità regionali, cioè quelli che si può fare lo scambio bus-bici, quindi anche col bike sharing, cioè quello che si può anche caricare, visto che vanno anche di moda le bici elettriche, e quindi c'è tutta questa attività che viene fatta che dà ovviamente una possibilità di incentivare queste che sono, secondo me, uno degli asset fondamentali per lo sviluppo del turismo, non solo in Friuli, diciamo in generale, anche in Italia, ma che Friuli Venezia Giulia ha avuto un seguito e un boom solamente che io non conoscevo poco, forse è una mia debolezza, però sicuramente nei 4 anni in cui sono assessore ha avuto un boom stratosferico straordinario. La ciclabile più famosa, una delle più, se non la più famosa in Europa, è la FVG1, che va da Tarvisio, anzi parte da Salisburgo, che va da Tarvisio fino a Grado, e prima il Covid aveva fatto 154-155 mila passaggi. Allora il punto è, dobbiamo fare tutta questa attività, e qui mi collego al professor Moretti, dobbiamo fare tutta questa attività per far passare la gente o per attrarre la gente sul territorio? E questa è la scommessa che deve essere vinta. Allora il passaggio successivo, fino dove l'intervento del pubblico, barra regione, comune, eccetera, deve esserci e quanto ci deve essere del privato. Ed è questa la scommessa che dobbiamo trovare, cioè, o meglio, il confronto che ci deve essere tra il pubblico e il privato per trovare poi la soluzione finale. Mi spiego, cioè io posso fare tutta la ciclabilità che voglio, facciamo il caso della FVG1 al Tarvisio e Grado, ma se questi che vengono giù in bicicletta si fanno i 150 km, adesso non so quanti sono, per arrivare giù e non si fermano da nessuna parte e che magari arrivano a Grado, forse fanno la notte a Grado e l'indomani partono, non è che abbiamo fatto un gran successo, non è che abbiamo avuto un gran successo, ma se questi 150.000 persone che vengono giù, che tra l'altro dagli studi, sempre universitari, ma non mi ricordo di chi, hanno una capacità di spesa, una potenziale di spesa enorme, perché il giro in bicicletta non lo fanno perché si risparmia, cioè lo fanno perché è un modo di vivere, un modo, come abbiamo sentito anzi dal precedente professore, un modo di essere. Ma questi spendono perché dormono, mangiano, mandano a casa coi corrieri i prodotti, col corrieri i prodotti, cioè vino, formaggi, salumi, tutto quello che serve. Quindi c'è una potenzialità di spesa
anche perché probabilmente magari risparmiano su un altro e spendono da quest'altra parte, però c'è tutta questa possibilità. Allora, la sfida qual è? Che i 150.000 che vengono giù, magari qualcuno si può fermare a Tarcento, dico io, qualcuno si può fermare a Palmanova perché vuole dormire e vedere la città con la fortezza, mangiare qualcosa, chiudersi e mettersi a posto la bicicletta, eccetera, eccetera. E il passaggio è intercettare questi per farli venire a San Daniele, a mangiare il prosciutto, fare il giro, fare la ciclabilità su San Daniele, recuperare la FVG 6, non so quella che passa da queste parti, e inventare la cosa. Allora il privato è lì che si gioca, cioè il privato che deve giocarsi il futuro. Io posso dare gli strumenti ma non posso fare l'imprenditore. Almeno io ho questo concetto qua, che il pubblico meno fa l'imprenditore meglio è. Perché per definizione l'imprenditore è un'attività, l'imprenditoria è un'attività da privato, il rischio è del privato, non è certo del pubblico. Per cui noi diamo gli strumenti, ma gli strumenti devono essere sfruttati dai privati. Ed è questo, secondo me, la cosa più interessante che bisogna fare nei prossimi anni. Certo è che gli investimenti saranno tanti, arrivano tanti soldi, cioè, probabilmente gli addetti ai lavori lo sanno tutti, ma stiamo costruendo, cioè non è una cosa che vedremo, ma figurarsi se la fanno, la Venezia-Trieste, cioè non è 25 km, Venezia-Trieste, già progettato, 2 lotti finanziati dal Ministero perché è una ciclabile ministeriale, cioè nel senso che il Ministero ha individuato quella lì come una ciclabile, come noi abbiamo individuato quelle di interesse regionale e quelle di interesse nazionale. E sta finanziando. Primo lotto 8 milioni di euro, secondo lotto 20 milioni di euro. Quindi 28 milioni di euro che vengono messi sul territorio per fare lotti di ciclabili. Con quei 28 milioni di euro solo in Friuli Venezia Giulia. Poi sono arrivati meno stavolta, li abbiamo fregati, 18 milioni dall'altra parte in Veneto e quindi per dire la verità siamo stati più bravini perché siamo capofila noi di questo progetto tra Veneto e Friuli. No, io sono riuscito a fare un po' di baruffa con la collega De Berti e prendermi il capofila di questo e ci danno più soldi. Quindi 28 milioni si arriva praticamente da Latisana, dal ponte Latisana che si arriva dal Veneto, probabilmente riusciamo ad arrivare fino a Monfalcone, mettendo a posto un po' di parte, facendo parte nuove, mettendo cartellonistica, mettendo in sicurezza, ponticelli, eccetera, eccetera. Queste sono attività che passano, ma non bastano, perché poi da lì, che è la Bassa Friulana, possono andare e nelle risorgive verso Codroipo, e verso Lignano, e verso Marano delle Osi, e verso Grado perché vanno a Grado. Cioè c'è tutto quello, ma lì deve essere il privato che attrae. Questa è la sfida che invito tutti da fare, che compreso anche l'università, di studiarcela per bene, e questi incontri, questi interventi che vengono fatti anche così pubblici, secondo me aiutano molto ad andare in questa direzione, per cui ringrazio di quello che è stato fatto e quello che è stato detto e speriamo di vederci ancora a discutere su come venire fuori da questo che secondo me è la sfida, come dicevo, del futuro. Grazie. Innanzitutto buonasera. Come ho detto, l'assessore in realtà mi ha tolto una parte del lavoro, nel senso spiegare cosa è il piano della mobilità. Chiederò scusa, non sapevo di 10 minuti, cercherò di rispettarli, un paio saranno di più, anche perché ho 15 slide per cui diviso per 10 minuti. Io mi occupo, sono responsabile del progetto di sviluppo del prodotto bike in Friuli, tramite Promoturismo. Sono l'anello di congiunzione in realtà tra quello che ha espresso l'assessore, ovvero gli investimenti, e tra quello che hanno espresso in termini filosofici o in termini di marketing i professori universitari. Il compito che si sta dando Promoturismo con un progetto nuovo, non c'era il settore bike fino a novembre dell'anno scorso, è quello di fare una sorta di polizia tra la gran confusione, la tabacco, do dati pragmatici non legati ai numeri di evoluzione, ha fatto in 5 anni 60 mappe del nostro territorio, molte ciclabili, scordinate, scale, segnali, simboli, eccetera. Cosa sta facendo Promoturismo? Qual è il progetto? E lo presento qui in anteprima in alcuni passaggi chiave.
perché questo vuole essere il modello da proporre anche ai comuni come modalità operativa. Innanzitutto, siamo partiti dal Primoci, l'ha già spiegato cos'è l'assessore. C'è da chiarire una cosa, ma chiarire molto bene, che le 9 ciclabili in questo momento sono in buona parte un progetto, non esistono 9 ciclabili. Prima cosa, quello che sta facendo Promotour, partendo dalla FVG1, uscirà tra 10 giorni la mappa della FVG3, ovvero Sacile, Gemona, Gorizia, Nova Gorizia, è quello di adottare questa mappa come modello 1, dove sono dentro una serie di dati che vedremo dopo, ma soprattutto in accordo con FIAB di indicare lì dove il progetto non è ancora esecutivo quelle che sono le alternative momentanee, e rispondiamo in parte al signore che è intervenuto, perché se aspettiamo che vadano a compimento tutte le 9 ciclabili iniziamo a fare il marketing, professore, tra 10 anni. Quindi quello che vedrete nella MFVG3 è lo scheletro tirato fuori da questo qui del Primoci e modificato con le indicazioni tecniche per pedalare in sicurezza. È vero che ci sono punti negativi, ma c'è anche il bicchiere mezzo pieno. Una velocissima nota su questi punti che potremo riprendere eventualmente dopo nelle domande. Il piano della mobilità ciclistica in questo momento è il più grande elemento che abbiamo per recuperare tempo rispetto agli altri o per distaccare quelli che sono più indietro di noi, perché l'assessore ha detto che siamo leader del progetto di collegamento con il Veneto, ma vi garantisco che il Veneto è di una lentezza assoluta, tanto che ci ha passato a noi soldi non utilizzati per fare il lavoro noi, che è un buon segno, direi. E quindi questa mobilità ciclistica che fa intervenire anche le attività produttive, i ragionamenti sul mondo, il mondo della scuola, del lavoro per spostarsi in bicicletta, è un'anteprima che permette al ciclismo turistico di correre più in fretta nel momento in cui i tasselli sono a posto. Un altro elemento importante è la rete integrata di servizi intermodali. Ne ha accennate alcuni l'assessore, ma con la mappa FVG3 uscirà la prima mappa completa, che a settembre verrà poi digitalizzata, di tutti i servizi intermodali, perché cambia molto avere un servizio intermodale in una zona rispetto a un altro, e poi farò un piccolo esempio dopo. Ci sono le opportunità, le lascio perdere, tutte le conoscete. Ci sono dei punti di debolezza, la frammentarietà della rete ciclabile, la mancanza della tabellazione di molte ma non di tutte, non si può pretendere su 2400 km di tabellare tutto. Più è su sede propria, meno serve tabellare. Quando si parla di grandi ciclabili, quelle vanno sicuramente tabellate, le altre l'evoluzione sarà di andare verso un'informazione di tipo digitalizzato e mi aggancio a quello che ha detto il professore, non 20 app, possibilmente uniformare anche le informazioni. La manutenzione ordinaria, l'ha appena detto l'assessore, noi stessi riceviamo tante critiche per la gestione delle ciclabili, non sono di nostra competenza, è un elemento da mettere a posto, ma soprattutto quello che stiamo cercando di fare è di avere un miglior dialogo come proporismo sul territorio per uniformare le modalità di approccio. Passo avanti, ne parliamo dopo. Questo è quello che abbiamo fatto in prima istanza. Di 9 ciclabili stiamo lavorando, cominciando a lavorare su 5, 6, alcune non ci sono proprio pezzi ciclabili e quindi stiamo lavorando lì dove pragmaticamente c'è una parte di ciclabilità utilizzabile. Abbiamo diviso in diversi target, sono proposte di lavoro, è una modalità di lavoro, poi si può discutere, è un work in progress. Fondamentalmente abbiamo i cicloturisti di lunga percorrenza e i cicloescursionisti, 10 secondi lo dedico dopo, i ciclosportivi su strada, che è un turista completamente diverso. Chi va allo Zoncolan è una percentuale, devo dire, interessante, ma molto limitata rispetto al cicloturismo. Il gravel bike, per capirci le bici, anche bike, per andare anche su sterrato che sta crescendo notevolmente. La mountain bike di montagna, manca una legge purtroppo ancora che regola l'uso dei sentieri nella nostra regione. I commuters, ovvero quelli che vanno già in bici a
normalmente. In Italia sono 1 milione di persone che usano la bici sempre. E i non ciclisti, ma cosa interessano i non ciclisti? Sono la fetta più grossa, in Italia c'è un ciclista ogni 10 persone, in Germania 9 ogni 10. I non ciclisti sono un potenziale enorme in termini turistici, ma in termini anche di sostenibilità del territorio, perché se cominciamo a modificare certe abitudini, e i dati dicono di una grande crescita in Italia, uniamo la possibilità da una parte di fare più attività di cicloturismo, ma dall'altra anche di vivere una vita sostenibile in maniera diversa. Questa slide sta a indicare quello che dicevo prima, e qui dal punto di vista marketing non mi addentro, ma i cicloturisti sono di 2 tipi fondamentali. Chi va da A a B, c'è la foto di Tarvisio a indicare la FVG citata prima, e c'è invece We Like Bike, siamo nella zona, quelli che presentano il percorso a Margherita, a Petolo, diciamola da A ad A. Perché è diverso? Perché uno transita, ed è nostro compito farlo transitare con tante tappe nella nostra regione. L'altro è quello che sceglie una località in funzione di cose che sono di un certo tipo e che poi vedremo, ma sono completamente diversi e bisogna tenere presente, non c'è un prodotto per tutti. L'ha anticipato il professore prima, se ben ricordo. Cito l'ultimo, uscito un mese fa, i dati del 21 della Germania. Mi dite, ma perché la Germania e non l'Italia? Perché è un nostro mercato di riferimento, ma perché tutta la fascia del nord Italia e Europa si avvicina a questi dati, e questi sono dati non numerici in assoluto sulle crescite, ma che fanno capire qual è l'attenzione che chi gestisce il prodotto deve mettere a su questi numeri. Età media 55 anni, il 54% viaggia col proprio partner, quindi sono 2. Il 90%, questo è il dato più interessante dal punto di vista del marketing, organizza il viaggio per proprio conto. Quindi tutta una serie di promozioni eccetera possono essere eliminati, va pensato a come mettere nella condizione più semplice possibile di scegliersi i propri prodotti. Io lo rappresento così, quello che dovrebbe essere il nostro lavoro di avere un banco del mercato dove ho dei prodotti ben definiti e arriva il tour operator e dice io ho gli anziani per cui mi serve noleggio e bike, albergo da 4 stelle eccetera, arriva uno che lavora con studenti, scelgo, questa è la modalità che dobbiamo prospettare nella ricerca, nella ricerca di nuovi utenti, che sono di diversa natura, ma ricordandosi che scelgono loro. Questo è il dato del 21, è la società pari alla FIAB, ma è molto più organizzata, strutturata, riconosciuta dal governo in maniera diversa, ma sono dati eclatanti. Durata media del viaggio dei tedeschi che fanno questo tipo di attività, 6 notti. Vi do anche la spesa media di quelli che usano le bike, 175 euro al giorno per dormire, 65 euro al giorno per mangiare, bere e muoversi durante la giornata. Il 32% di questi usa infatti le bike. Entro 5 anni le bike sarà oltre il 50% e le bike ha cambiato ancora una volta, specialmente in questi 3 anni, il modo di approcciare la bici. Non esiste più preparare un pacchetto che si va da lì a lì, perché uno va da lì a lì, che può essere molto più là di lì, in funzione di cosa ha sotto il sedere, è bike o non è bike, di quanto è allenato, faccio 50 o ne faccio 70, c'ho dietro i figli, pedalano più piano, vado da solo, vado come voglio, cosa mi interessa, quindi torno a bomba su questo collegamento di numeri precisi con le proposte di marketing del direttore, del professore. Sullo stesso territorio, nella stessa zona, sono possibili prodotti completamente diversi. Ecco, questa è semplicemente la sintesi di un lavoro, devo dire, complicatissimo. Si vede poco, ma è la mappatura. Abbiamo proposto delle mappature che fa riferimento ai territori vinicoli, ai siti UNESCO, ai borghi, all'indicazione dei punti di interesse su ogni singola località che si attraversa e tutta una serie di altri dati.
perché chi pedala, salvo che non faccia l'atleta, pedala per qualche motivo, o per vedere un bel panorama, o per mangiare o per bere. Il prodotto bike è legato in maniera fortissima con il resto del territorio, con il territorio trasversale, senza limiti di confini comunali, eccetera. Uno va in quel posto perché è bello. Poi se fa da A a B, ne vede tanti posti extracomunali. Se va in un solo posto può scegliere sulle varie ciclabili. Salto, questa è la parte B. Ecco, questo è un elemento fondamentale. Il lavoro è stato tanto, ma è stato il mettere in rete quel piano della mobilità che dicevo prima. E faccio l'esempio che dicevo. A Udine ci sono 7 alberghi a 4 stelle, tasso di permanenza media dei turisti 1,2 giorni, che è andato peggiorando ovviamente col Covid per permanenze legate meno permanenze legate a lavoro, eccetera, ma Cividale, sito UNESCO, con colli orientali e colli lì vicino, può essere un elemento importante. Andare a Cividale in bici è una pedalata sostenibile, andare e tornare per uno che non è tanto allenato è già faticoso. Se ha la famiglia non lo fa. C'è il treno che parte da Udine, la Litorina arriva fino a Cividale e quindi diventa raggiungibile con una programmazione anche di 3 giorni. Il giorno dopo con la mobilità guarda un'altra parte, può andare verso Gemona, può venire in questa zona. La mobilità, questa mobilità è la mobilità permessa con bici, cioè ci sono i posti per le bici. Va ancora migliorato, le ferrovie dello Stato permettono la prenotazione col biglietto della persona, ma non della bicicletta ancora, questo è un limite a volte. Però, voglio dire, la base di partenza della nostra intermodalità, anche su acqua, è decisamente importante per fare le proposte. Questo lo dico velocemente, se no l'avrei potuto saltare, ma è per i sindaci. Noi stiamo preparando adesso, abbiamo preparato la FVG3, la prossima è la FVG6 che interessa questa zona. Abbiamo scelto, dando dei parametri, alcuni per dare un'indicazione al mercato, perché questo andrà sul sito, poi andremo alle fiere, che chi sceglie la FVG3 da A Sacile a B Nova Gorica può trovare lungo il percorso tutta una serie di altre offerte. Ne abbiamo scelte 10 fino a Gemone e 10 fino a Gorizia. Una fa parte del territorio di San Daniele, ma vuole essere solo un esempio. Quello che dovremmo riuscire a fare è strutturare le informazioni dove i percorsi della rete ciclabile che prevede il Primoci, che vengano forniti dai comuni, vengano messi poi in rete, per cui quando uno si trova in una zona può capire quali sono le proposte di quella zona. Se ognuno fa le mappe, le app per conto suo, questa rete, che è fondamentale, decade o non è così potente. Questa è un'altra cosa, mi dispiace che non ci sia l'assessore perché era un suggerimento. Dobbiamo riuscire a uniformare la segnaletica. 9 ciclabili, 18 loghi diversi. Non è una questione estetica, è una questione che il tour operator o l'utente si perdono letteralmente in certi passaggi. Bisogna uniformare le indicazioni. Vi dico cosa succede in questo momento. C'è un tour operator olandese che fa 6.000 presenze durante l'estate, che si fa il giro prima e attacca un adesivo azzurro con la freccia arancione lungo i percorsi che propone ai suoi clienti per non fargli perdere. È un limite fino a un certo punto, però per le ciclabili sarebbe auspicabile eliminare quella mancanza di comunicazione in certi momenti. Sta migliorando adesso tra gli enti che fanno la stessa roba o seguono lo stesso tema. Qui veramente ci metto 10 secondi perché mi ha già anticipato il professore che ha parlato di marketing e la sintesi degli obiettivi del nostro progetto. Creare un prodotto bike ben organizzato, partendo da quello del cicloturismo. Clientela singola o clientela tour operator. Vi ricordo che però la clientela singola, 85% sono, tra 85 e 90, sono persone che vanno da soli, senza il tour operator. Il riposizionamento dell'offerta in termini geografici e di benefici.
in un'offerta unica, perché abbiamo tante particolarità. La più grande, secondo me, è il passaggio dalla montagna al mare. È l'elemento di marketing più forte in assoluto. E infine mi ricollego, perché è un elemento che avete colto, ho ripetuto più volte, una comunicazione differenziata per linee di prodotto. Prodotti diversi, target diversi. Ognuno ha una modalità di espressione diversa. Questo dobbiamo riuscire a... E non significa proporsi sul mercato, noi abbiamo tutto, che può essere vero, ma l'utente ha bisogno di percepire quello che piace a lui e sceglierselo. Ritorno a quel benedetto dato del 90%, si creano i pacchetti da solo e se li creano in base alle loro esigenze. Non ci sono altri prodotti che funzionano così. Grazie, scusatemi l'abbondante allungo. Io farei concludere con un breve intervento e un saluto alla fine del Presidente della Comunità Collinare, che è stato chiamato in campo da me all'inizio. Il comprensorio di San Daniele riguarda San Daniele più altri 14 comuni almeno e ci si potrebbe anche allargare oltre. Però questo è il fazzoletto di terra interessante per tutto questo tipo di attrattività. Quindi il Presidente Luigino Bottoni, Presidente della Comunità Collinare. Allora ringrazio, non pensavo di dover fare delle conclusioni, le farò anche magari veloci perché insomma il tempo è passato, gli interventi sono stati importanti e hanno toccato tanti aspetti. La comunità collinare è un comprensorio, si è parlato tanto di comprensorio in questi interventi, è un comprensorio di 15 comuni che contano qualcosa in più di 50.000 abitanti, quindi è un territorio. È un territorio che condivide tante cose, ambiente, turismo e tra queste le ciclovie. È un comprensorio che è inserito però in un contesto più ampio, che è quello della regione Friuli-Venezia Giulia. È importante che si parli, quando si parla di ciclabilità, di piste ciclabili, si parli a livello comprensorale più ampio. Abbiamo sentito l'assessore Pizzimenti e anche i relatori che l'hanno seguito, che ha individuato, la regione ha individuato tramite il Premoci, ha individuato le piste di interesse regionale, ma ci sono anche le piste di interesse nazionale tra Trieste e Venezia. E quindi tutto quello che noi stiamo facendo va inserito in un contesto più ampio, perché effettivamente la bicicletta, il circuito ciclabile e il cicloturista, come abbiamo capito, abbiamo visto, ha una percorrenza di 6 notti, ha una media di 6 notti, quindi chilometri ne fa. Non può essere limitato all'interno di un territorio. La comunità collinare che cosa sta facendo? La comunità collinare sta facendo dal punto di vista turistico parecchie cose. Se ci limitiamo un po' al tema della serata, cioè il cicloturismo, la comunità collinare in questo momento ha chiesto alla regione in sede di concertazione un finanziamento proprio perché una delle criticità dall'ampio per andare al piccolo, ai singoli comuni, è il collegamento intercomunale, infracomunale tra i vari tratti di piste ciclabili, cioè le piste ciclabili a un certo punto si interrompono e da un comune all'altro o intervieni o vai nella viabilità ordinaria, normale, o altrimenti non sai come superare. Ecco, noi nel nostro piccolo, per ragionare come si può anche ragionare a livello comprensoriale, abbiamo individuato una serie di interventi da poter fare tra un comune e un altro per poter raccordare al meglio i passaggi tra un comune e l'altro delle piste che attraversano il nostro territorio, che sono fondamentalmente la 1 e la FVG1 e la FVG6, le più importanti che attraversano secondo la nuova denominazione del Premoci. Ecco, questo l'abbiamo fatto, abbiamo richiesto e stiamo in attesa appunto dalla regione di capire se c'è questo finanziamento, presumo di sì. Noi siamo in convenzione con Promoturismo, qui c'è il suo rappresentante, e perché proprio è importante quello che è stato detto, cioè bisogna ragionare e lavorare su un'ottica appunto uniforme, perché abbiamo troppi standard diversi nei singoli territori. E noi che ci teniamo al nostro territorio, perché il nostro territorio è molto bello,
però capiamo perfettamente che il cicloturista non deve arrivare percorrendo la sua pista e trovare adesso sei in Collinare, adesso sei nel Tarcentino, adesso sei nel Coglio. Il cicloturista deve trovare una zona ampia, aperta, dove al limite neanche gli interessa sapere in che paese in questo momento è, gli interessa sviluppare questo suo rapporto con la natura, con la bicicletta, col suo familiare che ha a fianco e col turismo che sta facendo, e magari anche programmando da solo, come abbiamo visto, programmando da solo quella che sarà la tappa pomeridiana, cosa farà il pomeriggio. Quindi noi dobbiamo inserirci in questo tipo di contesto qua. La segnaletica è un problema, viene segnalata anche come noi come amministratori locali, è una segnalazione che riceviamo spesso. I problemi della segnaletica sono vari, a parte l'uniformità eccetera eccetera, ma racconto episodio successo nella mia attività di sindaco, sono sindaco di uno dei paesi della Collinare, la segnaletica stradale ciclabile delle ciclabili è stata rubata. A un certo punto è intervenuto, abbiamo preso qualche informazione, un furgoncino è arrivato, ma perché lo ha fatto? Perché ci sono anche coloro che sono contrari al fatto che, per esempio, nel nostro territorio, abbiamo un territorio boschivo, il comune di Osopolo, insomma, che è comune a molti paesi della Collinare, che arrivino i cicloturisti perché portano vita, portano animazione, e magari ci sono i cacciatori che vogliono invece l'animale se ne va perché sente del rumore, eccetera, eccetera. Quindi ci sono anche degli interessi contrapposti a quelli che sono, che sono sfociati assurdamente e in maniera incomprensibile nel nostro territorio nel furto di tutta la segnaletica che era stata ammessa, non ce n'è più nessuna, non c'è più niente. Quindi dobbiamo anche ragionare, dobbiamo capire che sono anche questi strumenti, anche queste situazioni che bisogna affrontare. Però è ineluttabile il cicloturista, il turista in bicicletta è un fenomeno ineluttabile. Non so se voi come Promoturismo avete delle statistiche di quanto è aumentato negli ultimi tempi, perché noi che li vediamo, i cicloturisti, non saprei fare una stima, ma vediamo che è un fenomeno esponenziale, è aumentato in maniera esponenziale. Il Covid ha bloccato certamente, insomma, ma anche durante il periodo del Covid comunque abbiamo visto dei cicloturisti che, a parte lo stretto lockdown, ma che comunque solcavano, insomma, le piste, attraversavano le piste ciclabili. Quindi è un fenomeno in questo senso. Noi come comunità collinare siamo anche molto impegnati nei progetti di mobilità elettrica, e per cui intendiamo anche rivolgere uno sguardo alla mobilità elettrica sotto il punto di vista delle bike, e quindi fornire i nostri territori sia di strumenti, e quindi e-bike, e sia anche di piazzole di ricarica, perché sarà anche questo uno dei temi, nel senso che la programmazione individuale del viaggio uno se la farà anche in base a dove c'è la sua piazzola, perché prima o poi a un certo punto si dovrà ricaricare la bicicletta, soprattutto se fa dei giri lunghi e se magari, insomma, non è prevista una sosta in albergo in quel momento lì. Ecco, quindi anche questo nella mobilità elettrica ci stiamo muovendo. Tutti questi aspetti. Rimanendo al nostro contesto, al nostro territorio, ritornando un po' nelle nostre attività, io credo che noi abbiamo un punto di vista paesaggistico molto interessante, molto bello, molto, molto sviluppato e molto attrattivo per quel che riguarda il cicloturismo. Quindi siamo assolutamente a disposizione come ente comunità collinare per collaborare con la Regione e Promoturismo, che in questo momento credo che stia tessendo le fila. Allora, la Regione per quanto riguarda gli investimenti, però Promoturismo per quanto riguarda la censimento, catalogazione e quindi strumenti di carattere unitario, la comunità collinare seguirà proprio con interesse questo tipo di programmazione per entrare ed inserirci. Concludo dicendo che abbiamo all'ordine del giorno una convenzione di collaborazione con We Like Bike, proprio perché individuato un soggetto all'avanguardia nel nostro territorio per quanto riguarda la promozione, ma anche i servizi, la messa a disposizione di servizi per questo turismo ciclabile che si sta sviluppando in una maniera così importante. Ecco, rilevato appunto un operatore del territorio che è in grado di capire e anche di sviluppare i servizi, ecco che il Collinare come ente pubblico vuole anche collaborare con coloro che si occupano sul territorio professionalmente in maniera continuativa di questo fenomeno, anche perché capirlo è importante ed è essenziale,
e capire questo fenomeno va capito anche appunto in relazione a quello che è la modifica, cioè quello che è cambiato nel turista post-Covid. 2 anni forse hanno portato 10 anni di evoluzione o di cambiamento rispetto a quello che era il passato, quindi ci sono dinamiche molto veloci che bisogna intercettare subito o quantomeno capirle subito per poi porre in essere gli interventi. Gli interventi non sono mai negli enti pubblici così veloci, lo ha spiegato l'assessore Pizzimenti, ma bisogna cominciare a capire e cominciare a lavorare. Negli interventi del pubblico abbiamo sentito, manca il segnale, manca la manutenzione, i tracciati possono essere non quelli giusti o comunque ci possono essere delle sovrapposizioni. Questi sono gli interventi, questo lo sappiamo molto bene, dobbiamo guardare un po' oltre, dobbiamo guardare alla programmazione e al fatto che comunque ci sono convegni come quello di stasera dove i temi vengono posti, dove ci sono gli interlocutori giusti, c'è la regione, c'è l'università, ci sono i comuni, c'è Promoturismo. Ecco, gli interlocutori sono quelli giusti per capire e per cercare di sviluppare compatibilmente con quelli che sono i limiti di una burocrazia che purtroppo c'è e ci attinge tutti quanti. Io concludo, non so se ci sono altri interventi, credo che possiamo salutare tutti quanti e ringraziare il pubblico. Brevissimamente, noi abbiamo ottenuto i fondi dalla Regione in concertazione con l'ultima concertazione, quindi sono a nostra disposizione per la programmazione 22, 23, 24. Quest'anno stiamo facendo la progettazione, credo che arriveremo per la fine dell'anno alla progettazione esecutiva al massimo ai primi mesi dell'anno prossimo, poi si potrà andare in appalto e quindi in realizzazione. Chiaramente è un'opera non tanto grande, perché sono 350.000 euro, compresa la progettazione, quindi non è molto diciamo, dispendioso, anche molto complicata. Però insomma, porta via, come sapete bene, nei nostri territori, come diceva bene l'assessore Pizzimenti, dei tempi piuttosto lunghi. Posso dire, facendo i complimenti all'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di San Daniele, che a San Daniele abbiamo gestito in questi 4 anni 25 milioni di opere pubbliche e i tempi medi sono ben lontani da quei 3 anni e mezzo per investire 100.000 euro. Noi stiamo riuscendo a spendere velocemente, ma perché abbiamo degli uffici che lavorano molto bene e la parte politica diciamo, li asseconda con tutto quello che può fare la politica in tutto questo. Ecco, quindi credo che per la fine del 2023 potremo inaugurare la passerella sull'Edra. Insomma, ecco. Io ringrazio il relatore, ringrazio in particolar modo la presenza del magnifico rettore dell'Università di Udine e tutti i suoi collaboratori che hanno reso possibile questa serata. Ringrazio tutti quanti e state collegati perché avrete notizie dei prossimi incontri a brevissimo. Grazie e buona serata.